Ben ritrovati dalla redazione. Una ragazzina di 13 anni è stata investita a Staranzano mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, ma la vettura investitrice si è allontanata. Le condizioni della tredicenne fortunatamente non sono apparse serie. Resta l'impatto psicologico che una circostanza del genere ha provocato. Ciò che è grave è stato il comportamento del conducente che non si è fermato, omettendo di prestare soccorso. Carta d'identità falsa ma fatta con maestria, documenti quasi identici a quelli regolari e dunque potenzialmente in grado di indurre in errore anche l'investigatore più esperto. Grazie a queste tessere decine di donne georgiane negli ultimi tempi sono riusciti a introdursi nel mercato del lavoro italiano e hanno ottenuto il codice fiscale, quello che la polizia definisce un vero e proprio lasciapassare, in quanto garantisce l'accesso a numerosi servizi, in primis quelli sanitari, e a tutta una serie di benefici giuridici e fiscali che naturalmente sono a carico del paese ospitante, ossia dell'Italia. In questo caso sono 7 le donne georgiane che in questi giorni sono state arrestate dalla polizia di Udine per ipotesi di reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. I carabinieri della stazione di Trieste Borgo San Sergio hanno denunciato in stato di libertà un 57enne del posto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, mentre stavano effettuando alcuni controlli nel centro cittadino, hanno notato sul balcone di un appartamento al quarto piano di un condominio alcuni vasi con piante che sembravano marijuana. Hanno quindi approfondito il controllo e hanno scoperto che il proprietario, un cittadino triestino, aveva in realtà all'interno della propria abitazione una piccola coltivazione indoor con 14 piante di lunghezza variabile tra 60 cm e 1 metro. L'uomo è stato quindi deferito in stato di libertà per coltivazione di sostanza stupefacente e le piante sono state sottoposte a sequestro penale. È un importante miglioramento del quadro regolamentare di quei cittadini che hanno il merito di aver scelto di impegnarsi in forma volontaria per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, uno slancio che le istituzioni hanno il dovere di proteggere e agevolare. E la riflessione dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Scoccimarro a commento dell'approvazione in via preliminare da parte della Giunta della bozza del regolamento per il registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo sereno, venti di brezza, molto caldo al pomeriggio in pianura, possibile qualche modesto annuvolamento in montagna. Lo zero termico porterà oltre i 5.000 metri di quota, determinando stabilità anche in montagna e stabilendo probabilmente un record. Previsioni a quella di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.